Presidente, anch'io ringrazio il Presidente Liva per questa relazione che comunque credo sia stata molto, molto esaustiva e mi riallaccio in parte a quanto stava dichiarando adesso il collega Ciriani per ovviamente risottolineare anche qui a distanza anche di 2 anni quello che poi effettivamente è stato un problema che ci ha visti coinvolti, parlo come consiglieri ma ovviamente anche come Regione, riguardo la vigilanza delle cooperative, perché quando parliamo di vigilanza e controllo in questa Regione, noi ovviamente fin da subito, fin dai primi mesi in cui abbiamo iniziato a scrivere interrogazioni, fare domande, cercare risposte, fare richieste di accesso agli atti, ci siamo focalizzati su questo problema proprio per capire quale era poi il rapporto anche tra la Regione e alcuni enti che negli anni poi hanno avuto diciamo così, particolari problemi, perché è vero che si ricordavano le 2 cooperative di consumo, ma nella relazione della Corte dei Conti ci sono anche altri enti che vengono ricordati e su cui ovviamente anche a nostro avviso e anche in base all'interrogazione che abbiamo presentato, la vigilanza e il controllo dell'amministrazione regionale, perché qui non è una questione di una giunta piuttosto che l'altra, qui è un problema di direzioni semmai e di amministrazioni vere e proprie, e a nostro avviso non sempre è stato efficace, ma anche quando abbiamo richiesto con delle interrogazioni quali fossero le azioni di vigilanza e controllo messe in atto in determinate occasioni, non abbiamo praticamente quasi mai avuto delle risposte esaurienti. Se penso al consorzio Usacorno ci sono ancora molte domande a cui noi non abbiamo avuto risposta e come sempre dover attendere e come dicevo anche in commissione quando abbiamo trattato di questi argomenti, dover attendere che sia la magistratura a dover dare una risposta, allora io posso ovviamente accettarlo perché è giusto che sia così, però arrivo a capirlo fino a un certo punto. Allora non vorrei ripetermi rispetto a quanto detto in prima commissione, ma è chiaro che se noi decidiamo che la parola fine venga rilasciata alla magistratura, allora dobbiamo anche deciderci qual è l'effettivo ruolo di vigilanza e controllo della Regione rispetto agli atti che poi arrivano qui per essere appunto vigilati e controllati come previsto da tutta quella normativa stratificata di cui abbiamo già ovviamente preso atto e di cui auspichiamo tutti quanti anche un superamento che facile non è vista la mole di lavoro che richiederebbe superare tutte le leggi che prevedono singole attività di vigilanza e controllo su singoli enti e su singole materie. Io in commissione, poi c'era magari stato anche un fraintendimento con l'assessore Peroni, quando facevo riferimento a questo e mi riferivo al fatto che in questo momento sono le varie direzioni a dover fare la vigilanza sui singoli enti, di loro competenza a livello ovviamente di materia, non intendevo dire che sia meglio lasciare tutto lì, intendevo dire che se noi portiamo tutto in una singola separata, un servizio separato che faccia solo quello, che ovviamente potrebbe essere una mossa, diciamo una soluzione al problema, non vorrei che poi si arrivi a una sorta di semplificazione ulteriore, perché poi noi dobbiamo comunque studiare uno strumento che ci permetta non solo di valutare documenti, atti, bilanci o tutto quello su cui poi l'amministrazione rendi conti, no? E su tutto quello su cui l'amministrazione è tenuta a esprimersi, però dobbiamo anche valutare le politiche e quindi ci vuole comunque un rapporto stretto non solo con la giunta regionale che poi quelle linee guida e quelle politiche dovrebbe in qualche modo indirizzarle, ma anche appunto con le singole direzioni per arrivare al punto. Perché altrimenti se noi prendiamo per buone quelle che sono state le decisioni anche di questa giunta
e il modo in cui viene svolta la cooperazione, anche per quanto riguarda ad esempio le cooperative, scusate, la vigilanza anche per quanto riguarda le cooperative, io ovviamente non posso che rimanere come cittadino sconcertato dalle dichiarazioni che ormai un anno fa il vicepresidente, ovviamente Bolsonaro, aveva rilasciato in un'intervista in una trasmissione di Rai 3, laddove appunto si praticamente palesava qual è il ruolo di vigilanza e controllo che viene svolto dalla nostra amministrazione, ovvero quando il giornalista di Rai 3 fa riferimento alle carte che arrivano in regione e si chiede come mai nessuno si accorgeva di nulla, il vicepresidente Bolsonaro diceva no, si accorgeva che i revisori avevano dato parere, diciamo, favorevole o quello che è. E quindi noi di fatto lo prendiamo per buono e il vicepresidente aggiungeva che noi dobbiamo prenderlo per buono perché la persona o il funzionario che deve valutare quelle carte non è un commercialista. Allora io credo che a questo punto non ci sia un problema solo di leggi, di stratificazione, di modalità e di servizi da costituire che, come detto, se aiutano ben vengano, ma c'è un problema ovviamente poi di chi e come andrà a leggere quelle carte e non vorrei che ci fosse anche un problema politico di quanta volontà abbiamo di approfondire poi quelle carte, perché se dobbiamo prenderle per buone solo perché altri hanno già detto che sono tali, tanto vale allora o non fare nulla e quindi non abbiamo neanche funzionari che devono prendere per buone quelle carte, oppure, ripeto di nuovo, lasciare che poi sia solo la magistratura a doversi diciamo così, occupare di questo. Perché poi tutto quello che è successo nel 2015 sulle cooperative, io non vorrei diciamo così, dilungarmi su quanto è avvenuto, ricordo soltanto i vari diciamo così, passaggi, chiamiamoli battibecchi, che abbiamo avuto anche in quest'Aula tra noi e la Giunta sulla vigilanza o meno delle cooperative, in quel caso parlavamo anche delle cooperative operaie di Trieste, ma adesso ovviamente si dice sarà la magistratura penale o contabile che sia a decidere eventuali responsabilità o quant'altro e come detto va benissimo, però non posso non ricordare che in merito a quelle cose che avevamo portato in aula ancora nel 2014 noi avevamo avuto, prima dicevo risposte evasive, in alcuni casi risposte anche che non sono mai state date. Si parla di lettere che sono state arrivate, che sono state spedite dai soci, mandate alla direzione e invece a noi era stato detto che non c'era nessun socio che aveva sottolineato nulla, per cui non potevamo fare nulla sulle cooperative. Si parla di lettere arrivate direttamente alla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, su cui ancora non sappiamo se sono arrivate, se sono state inviate, se sono state consegnate a mano. Perché a 5 minuti come tutti gli altri, li ha sì, io la ringrazio Presidente, devo finire, però come detto spero di essere stato abbastanza chiaro su questo. Io mi auguro ovviamente che una revisione del sistema di vigilanza e controllo ci sia quanto prima e che ovviamente però non riguardi a questo punto solo il comparto delle cooperative, ma riguardi un po' tutti gli enti e le amministrazioni che dobbiamo andare a vigilare e a controllare. Grazie.